primo maggio tra crisi e speranze, percezioni diverse, distanti, persino opposte. Nessun grande palcoscenico, non ci sarà un unico evento regionale. Il lavoro sarà celebrato in feste di piazza, in città come nei paesi. Nel veneziano la CGIL organizza assieme a CISL e UIL una manifestazione la mattina a Mira, in piazza Nove Martiri, e il pomeriggio a Mestre, in piazzale Ferretto, con interventi, musica e il classico concerto. Certo c'è poco da stare allegri, perché nonostante alcuni segnali positivi, l'economia e l'occupazione arrancano. È il 7° anno di crisi. Di fatto la ripresa del nostro territorio è ben lungi da venire. Per noi questo è ancora un primo maggio di grande preoccupazione, perché sono tante le persone, troppe le persone che hanno perso il lavoro e non riescono a trovarne uno nuovo. A Marghera, proprio oggi, alla vigilia della festa del lavoro, 1000 dipendenti della Fincantieri e altri 2000 degli appalti hanno aderito alle 3 ore di sciopero indette da CGIL, CISL e UIL, con cui sono stati bloccati i cantieri dove si costruiscono le grandi navi da crociera. Davanti alla portineria di Fincantieri si sono create lunghe code di camion carichi. Sciopero che verrà replicato il prossimo 14 maggio in attesa del rinnovo del contratto integrativo. Insomma, nel veneziano le tensioni non mancano, ma non bisogna nemmeno disperare. I lavoratori un po' in tutti i comparti sono sospesi tra una crisi ancora grave e qualche barlume di speranza. Il Jobs Act, infatti, al momento può essere letto in 2 modi: positivamente perché i precari hanno rafforzato la loro posizione occupazionale, negativamente perché non è stato creato nuovo lavoro. Percezioni diverse, anche tra i sindacati. Un segnale importantissimo sono le assunzioni che vengono fatte in questi mesi. In Veneto, peraltro, più che nel resto dell'Italia. Certo, il Job Act sta aiutando molto. Il Jobs Act impatta direttamente con l'artigianato, con la piccola industria, con sotto i 15 dipendenti oppure dai 15 ai 20 dipendenti. Questi lavoratori non hanno risposte dal Jobs Act, ma non ha ingenerato nuovo lavoro, ha confermato il lavoro che c'era.